Ciao ragazzi, venire a Venezia durante il carnevale significa ammirare le maschere. Eccole qua, questo è uno dei laboratori dei famosi maschereri, quest'arte antichissima della città veneziana. Ma chi vi faccio conoscere oggi è sì un maestro mascherere, ma non è originario di Venezia, arriva dall'Alto Vicentino. Ma è qui che ha trovato il modo per concretizzare la sua passione e la sua arte. Ma cosa ci fa un vicentino a Venezia a fare le maschere? È una domanda che mi sono risposto strada facendo. Sono arrivato da Vicenza, come dici tu, per iscrivermi all'Accademia di Belle Arti negli anni 80, nel 78, e dal 78 mi sono fermato a studiare all'Accademia. Contemporaneamente si è riaccesa tutta la manifestazione, il carnevale, l'interesse per questa manifestazione si è letteralmente riaccesa perché era assopita proprio sotto le ceneri di quello che era la nostra storia, e contemporaneamente al fatto che io studiavo all'Accademia e facevo scultura e pittura, mi sono ritrovato a lavorare all'interno di una bottega di maschere dove facevo pittura e scultura, per cui per me è stato un po' il massimo. E poi sono stato fortunato che quello è stato l'inizio e che tutto poi ha fatto sì che questa esperienza crescesse, e io l'ho fatta diventare il mio lavoro, la mia attività, nel senso anche proprio il mio interesse a 360 gradi, insomma. Ma cosa vuol dire creare una maschera? Quanti passaggi sono necessari? Insomma, che manualità ci vuole per arrivare a realizzare, insomma, dei lavori come quelli che state vedendo? Non è una cosa semplice e non è una cosa che si impara in pochi minuti o in pochissimo tempo. Anche questo è un percorso, un viaggio esplorativo nelle proprie capacità manuali che però ti tocca anche l'anima. Intanto però partiamo dalla materialità e ci facciamo spiegare da Tobia che cosa vuol dire arrivare a produrre la vera maschera veneziana. Questi stampi in gesso che adesso stiamo utilizzando per la maschera in cartapesta nascono da una scultura unica in argilla che viene fatta una sola volta e poi distrutta. Si può riutilizzare l'argilla, però la scultura in sé sparisce. Quindi adesso stiamo lavorando in un negativo, ma tutto nasce da un positivo, che è una scultura vera e propria in argilla, sulla cui superficie viene versata questa colata in gesso liquido che si solidifica abbastanza anche brevemente, e una volta solidificato appunto questa argilla si estrae e noi ci ritroviamo con questo stampo in gesso che possiamo utilizzare più volte per la maschera. Una volta fatto questo primo strato con questa carta blu molto più leggera, con diversi tipi di colla si può andare avanti con un secondo e un terzo strato con questa carta bianca più spessa, e in ultima analisi con uno strato di garza che gli dà l'elasticità e la forza finale. Poi tutto questo è molto bagnato, quindi bisognerà aspettare circa 2 giorni, se non di più, con l'umidità veneziana prima di poterlo estrarre. In tutto quanti passaggi servono per arrivare alla maschera finita? Ma i passaggi sono tantissimi, forse così una decina, e da quando l'abbiamo estratta abbiamo visto lo scheletro, poi bisogna appunto tagliarla, fare le finestre degli occhi, stuccarla e solo infine passare il gesso di Bologna con il pennello per renderla pronta per essere decorata. Parlando con Gualtiero ti accorgi che una maschera non è soltanto una maschera, non è il frutto di un artigianato di eccellenza, non è soltanto quello, è un qualcosa che va oltre, è quasi un sentiero da esplorare e che ti arriva dentro, e che una maschera aiuta a comprendere meglio, anche se sembra quasi paradossale, ma anche quello è un percorso che Gualtiero ha imparato a fare e soprattutto a trasmettere. Tutto è maschera, no? Da quella che portiamo sul volto, dalla nostra stessa faccia, possiamo parlarne per ore, e il costume è la maschera del nostro corpo, e l'evento diventa proprio il luogo dove si realizza, si mette in moto tutto questo. La maschera è un pianeta a 360 gradi, io continuo a dire, cioè rappresenta proprio anche i due mondi che noi siamo e viviamo, il nostro conscio e il nostro inconscio.
metaforicamente è un po' come un vaso e in qualche modo come siamo noi, insomma, siamo fatti di profondità e anche di esteriorità. Per cui è una bella scommessa, insomma, ci puoi passare una vita e neanche non è sufficiente, insomma, per approfondire tutto quello che comporta. Perché realmente, insomma, è un po' come entrare in un pozzo e vedere che si allarga continuamente più e di più di quello di San Patrizio, insomma. Quindi cos'è più vero, la maschera o chi c'è dietro? È una bella domanda, nel senso che chi c'è dietro è un po' l'attore, chi è fuori è uno spettatore che però recepisce un messaggio, recepisce delle sensazioni e a sua volta è maschera lui stesso, perché è un confronto fra maschere, no? Dal latino maschera significa persona, per cui noi consciamente o inconsciamente giriamo con una specie di teatro che ci portiamo dietro e il palcoscenico è il nostro volto su cui recitiamo e affrontiamo la nostra vita, combattiamo, ci mimetizziamo, ci nascondiamo, ma insomma è una bella avventura quella della maschera. Cos'è che ti ha fatto scegliere di seguire le orme di tuo padre? Beh, è stata un po' la specificità e il patrimonio che c'è dietro tutto questo mondo della maschera, che è anche così legato, insomma, alla città da cui vengo e da cui sono molto intimamente legato. Quindi tu entri qui dentro e cosa provi? Una crisi di identità probabilmente tra tutte queste, però magari aiuta anche a ritrovare la propria. E questa è la parte dedicata alla sartoria, perché una maschera non è soltanto quella che copre il viso, è quella che ti avvolge il corpo, perché raccontare una personalità vera vuol dire esprimere un linguaggio attraverso il corpo e attraverso l'abito che lo ricopre. E quindi Gualtiero e la sua famiglia hanno pensato di offrire un quadro completo di ciò che significa essere mascherati. Non è una goliardata, è un messaggio vero e proprio di personalità che si vuole trasmettere. In una parola, un aggettivo, quello che vuole per definire il Carnevale di Venezia. Il carnevale è tante cose, come dicevo prima, la sua essenza dovrebbe essere quella proprio di permettere in questo spazio e tempo limitato, ma di liberarci e di tirar fuori questa nostra profondità che abbiamo dentro e aiutarci a rinnovarsi e a semplificare anche il nostro futuro che però sta perdendo, ecco, questa coscienza e secondo me invece andrebbe recuperata, per cui io auspico che il carnevale, non solo quello veneziano, ma quello italiano, quello di ogni paese, di ogni situazione, ritrovi questo suo potere terapeutico, insomma, per aiutarci a vivere un attimo più equilibrati e senza troppi psicologi che ci aiutano per questo.